Il Giardinetti espugna il Rivoli nell'ultima giornata di campionato, ma non basta per strappare il pass per le finali a causa del successo del Tirreno Sanza sul campo della Lodigiani. A pari punti quindi è la squadra di Del Gran Paradiso a festeggiare. Gli ospiti che indirizzano subito il match, Denucci serve Paterna che parte da metà campo, si fa tutta l'altra metà, arriva davanti a Carbonari e con un sinistro fulmineo lo batte 0-1. Gol splendido, quello del numero 11 che ha bruciato tutta la difesa tiburtina. Minuti dopo, in versione assist man, serve Pascali che rientra con il piede giusto, prende la mira, ma becca la traversa. Al quarto Pascali fa questa giocata qui, pallonetto dolce a scavalcare tutta la difesa della Tivoli, Rugglia poi supera Carbonari altrettanto con un pallonetto, fa 0-2. Al 23esimo ci prova Damizia da lontano, il suo destro però termina fuori. Ancora un lancio a scavalcare tutta la difesa tiburtina, Rugglia davanti a Carbonari lo batte soltanto momentaneamente perché viene fermato dal palo. Al 30esimo si fa vedere anche la Tivoli, sempre con il solito capitano, sempre con il solito Lorenzo Bari. Su punizione, destro, traversa. Poi Campagna non è bravo a ribattere in rete. Nella ripresa è tutta un'altra Tivoli. Campagna serve Iori che con il mancino, debole però, parata di Ruggeri. Campagna serve Bari questa volta, taglio dietro alla difesa, davanti al portiere però si fa respingere la conclusione. Torna a farsi vedere avanti il Giardinetti, ci prova Paterna con il destro, pallone alto. Al 25esimo suggerimento verso l'auto sinistro per Damizia che con il sinistro però cicca il pallone, parata di Carbonari. Di Genova mette dentro per Pistone a 2 minuti dal termine, palla che però viene sparata alle stelle. L'ultima chance è di Marchio Tivoli, Innocenzi si gira bene ma con la punta spara fuori. Rientro in campo dopo 6 mesi per il numero 18. Giardinetti che quindi conclude il suo campionato in quinta posizione ma non riesce a partecipare alle prossime finali. Tivoli che invece giocherà i play-out l'8 maggio al Giorgio Castelli contro il Procalcio d'Orsapienza.